Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. I titoli. Sfuggito agli usurai, finisce in strada a Catania. La storia di Giuseppe che dorme in tenda e vive con pochi spiccioli. Aiutatemi a ritrovare la dignità. Catania, il bimbo di 5 anni picchiato e frustato da mamma e zia. A far scattare l'indagine è stata la dirigente scolastica. Sul corpo i segni di molte ferite recenti e passate. Spunta l'interesse economico dietro il massacro di Altavilla Milice. I due complici di Barreca forse puntavano a impossessarsi della villetta. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulla riattivazione della società per il ponte sullo Stretto, il fronte del no all'opera. Gli espropri riguarderanno gran parte della città. Migranti con gommoni di lusso. Il costoso viaggio dalla Tunisia assicurava di non essere intercettati dalle navi militari. Nell'organizzazione anche una cellula di Marsala. Telefonini vietati ai minori di 3 anni e limitazione agli under 12. Parte dall'ARS una proposta di legge per mettere un freno all'utilizzo che diventa una vera e propria dipendenza. In Sicilia, i rifiuti più cari d'Italia. Il report dell'ANCI fotografa i costi per il conferimento della spazzatura. Calcio, Catania senza tifosi allo Iacovone, ufficiale il divieto di trasferta per i supporter rossazzurri. A Taranto gli etennei cercano continuità. Dorme in una tenda per strada e sopravvive con i pochi spiccioli che racimola. Vi raccontiamo la storia di Giuseppe, fuggito dagli usurai e in cerca adesso di una nuova vita. Lo ha incontrato per noi Tonino De Mana. Giuseppe, è inverno, fa freddo. Come si vive in una tenda? Certo, in una tenda non è una casa e non è niente di quello che può avere un essere umano. Abbiamo dei cartoni dentro la tenda e adesso sono tutti bagnati. In una tenda ci sei finito perché sei scappato. Da chi? Percepivo un piccolo reddito di cittadinanza. Come tutti gli italiani non arrivavo a pagare la casa, si avvicinano delle persone a me dove ti posso dare aiuto, lasciami la carta, lasciami questo, lasciami... Io usurai. Persone che a Palermo ti chiamano padrino, figliozzo. Come scorrono le tue giornate? Nella mia sfortuna mi ritengo ancora di essere fortunato perché ho trovato delle persone che mi vogliono bene veramente. Non ne nomino perché magari è giusto rimanere ognuno nella sua privacy, però poi dove c'ho la tenda io c'ho un piccolo parcheggio che io non faccio il posteggiatore, mi metto là, aiuto le persone a pagare nella macchinetta, alle persone più grandi a pagare nella macchinetta, oppure c'è chi vuole messa la macchina sotto carica, mi aiutano con qualche moneta e ancora, anche se so che non è un lavoro, me li sento guadagnati quelle poche monete. Sei riuscito anche a sventare dei furti, in poche parole sei tra virgolette un amico delle forze dell'ordine, ti considerano tale? Io ero dentro la tenda, sento il rumore e vedo questo extracomunitario e lo inseguo a piedi scalzi. Desidero di tornare una persona civile, avere di nuovo un lavoro, avere una dignità, avere pure non più una tenda ma magari pure un garage. Vuoi lanciare un appello? Sì, certo che lo voglio lanciare. Se c'è qualcuno che ancora ora mi vuole dare una possibilità a ritornare un essere umano, che mi aiuti. Restiamo a Catania, dove un bimbo di 5 anni veniva picchiato e frustato dalla madre e dalla zia. A far scattare l'indagine è stata la dirigente scolastica. Il bimbo presentava ferite recenti e passate. Angelo Gagliano. Picchiato e frustato per le sue monellerie, quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Catania che ha portato al fermo di 2 donne nigeriane, madre e zia del bimbo di 5 anni, vittima delle violenze. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile. I reati ipotizzati sono maltrattamenti e lesioni personali pluriaggravate. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia della dirigente della scuola che riferiva di un bambino di 5 anni con evidenti frustate alla schiena e alle gambe. Il minorenne, ricostruisce la Procura, presentava incontrovertibili segni
segni di reiterate violenze. Trasportata al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Garibaldinesima, il bimbo è stato giudicato guaribile in 15 giorni per numerose escoriazioni profonde a forma di U, da verosimili frustate. A infliggere i colpi sarebbe stata la zia, che avrebbe usato anche dei cavi elettrici in risposta a banali capricci e non meglio specificate monellerie, si legge nell'ordinanza. Le sevizie della zia, che in realtà non avrebbe legami di parentela con il piccolo, sarebbero avvenute anche in presenza della madre. Un racconto sconvolgente, quello del bimbo che ha detto ai medici di essere stato aggredito più volte con un cavo nero perché, a detta della zia, era disobbediente. Le due donne di 23 e 28 anni sono state rinchiuse nel carcere di Piazza Lanza. E torniamo ad occuparci adesso del massacro di Altavilla Milicia. Spunta infatti l'ipotesi che dietro quella strage si possa celare un interesse economico, quello sulla villetta da parte dei due presunti complici di Barreca. Sentiamo Roberta Lunghi. Voglio capire un attimino, perché ho letto solo l'ordinanza, ho visto che è un delitto raccapricciante, e capire un attimino come sono andate le cose. Guardarli negli occhi. È stata la premessa dichiarata questa mattina davanti al carcere Pagliarelli dall'avvocato Rocca, nuovo difensore della coppia di presunti complici della strage di Altavilla Milicia, alla vigilia dell'incontro con i suoi assistiti, Sabrina Fina e Massimo Carandente. E proprio sulla coppia si concentrano gli investigatori e spunta l'ipotesi che dietro gli omicidi ci possa essere in realtà l'interesse economico concentrato proprio su quella villetta, nella quale sono stati massacrati Antonella Salamone e i due figli Kevin ed Emanuel. I due amici conosciuti da Giovanni Barreca in una chiesa evangelica sapevano che la villetta fosse di proprietà della madre di Antonella. Non è escluso che ci avessero messo gli occhi sopra, anche perché vivevano in condizioni economiche precarie, specie dopo lo stop al reddito di cittadinanza, loro principale fonte di sussistenza. Nella mansarda in affitto a Sferracavallo entrava ogni mese solo la pensione di invalidità di Carandente e il poco denaro delle vendite online della compagna. La stessa primogenita di Barreca, arrestata pochi giorni dopo la strage, racconta che da mesi quella coppia li aveva convinti della presenza del demonio in casa, nella madre e addirittura nella nonna, la proprietaria della villetta. Tutti i punti che gli inquirenti stanno cercando di leggere senza il filo conduttore del fanatismo religioso. Una delle ipotesi è che inizialmente la manipolazione fosse indirizzata alla vendita della villetta, ma solo dopo aver capito che Antonella e la madre non avrebbero venduto, la coppia avrebbe virato, trasferendo l'idea che il demonio fosse nella donna e nei figli. La coppia di Sferracavallo avrebbe trovato forse terreno fertile nella mente di Barreca, per il quale emergono contatti pregressi con un gruppo religioso di Novara, dove nel 2012 sembra avesse radicalizzato il suo fanatismo religioso. L'uomo, come dichiara il suo legale, intanto continua a delirare, riconduce tutto al demonio senza un senso. La Procura di Roma apre un fascicolo d'inchiesta dopo la denuncia di PD e Verdi sul progetto del ponte sullo Stretto. Intanto a Messina sale la voce del fronte del no. Francesco Triolo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato ed indagati dopo l'esposto presentato dal deputato dei Verdi Angelo Bonelli, dalla segretaria del PD Ellis Klein e da Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, sul progetto del ponte dello Stretto di Messina. La denuncia di 9 pagine era stata depositata lo scorso 1 febbraio e riguarda l'attività di progettazione e realizzazione dell'infrastruttura. Nel frattempo, invece, a Messina si alza la voce dei no ponte. Il fronte del no non solo è bassissimo, ma noi siamo convinti che sia assolutamente maggioranza in questa città e non solo in questa città. Nell'ordine non è successo niente. Il 15 febbraio scorso c'è stato un grande abaradam, ma non è stato fatto nessun passo in avanti. Siamo esattamente per il progetto del ponte al 2011. E quindi noi vogliamo fare chiarezza e dire la verità su quello che sta accadendo. Il momento della verità lo hanno definito i tanti attivisti del comitato invece del ponte, che questa mattina hanno affollato il salone delle bandiere del comune di Messina, perché per loro l'apertura dei cantieri non è così immediata e non lo sarà, ma soprattutto questo è il momento in cui dire ancora più forte no all'opera, proprio alla vigilia del confronto sugli espropri. Gli espropri è un problema serio, è un problema importante, che colpisce una grandissima parte della città, perché tutti ci stiamo focalizzando soltanto su Torrefaro, ma ricordiamoci che qua dovranno scavare e creare devastazione dalla zona sud fino alla zona nord, e tutto questo chiaramente impatterà su tantissime persone. Secondo il comitato, nonostante l'approvazione del progetto, infatti da parte del Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina, il tempo è sempre fermo al 2011.
Traffico di migranti a bordo di gommoni di lusso. I viaggi erano riservati a chi poteva permettersi i costosi biglietti. Emanuela Corsi. Organizzavano viaggi VIP per migranti. La Polizia di Stato, insieme ad Europol e alla Polizia tunisina, hanno scoperto un'organizzazione criminale internazionale con cellule presenti sia in Tunisia che in Italia, che gestiva un traffico di lusso tra il paese nordafricano e le coste marsalesi. Le squadre mobili di Palermo e di Trapani, su delega della DDA del capoluogo, hanno eseguito un decreto di fermo di 12 persone, 6 italiane e 6 tunisine, accusate di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'associazione organizzava viaggi su gommoni di lusso con motori di grossa cilindrata. Uno è stato fermato a Cesena e uno in provincia di Venezia. Il costo dei viaggi variava dai 3 ai 6.000 euro. Sui gommoni VIP, guidati da esperti piloti, viaggiavano al massimo 20 profughi. L'inchiesta ha svelato in particolare il ruolo svolto dalla cellula marsalese, che si occupava anche di reclutare gli scafisti, scelti tra tunisini residenti in Italia. Tra i capi dell'organizzazione un ex poliziotto tunisino corrotto. Nel corso delle indagini sono già stati arrestati 8 presunti scafisti, tutti di nazionalità tunisina, nel corso di 4 distinti sbarchi avvenuti sulle coste marsalesi tra il 29 giugno e il 15 settembre scorsi. 4 persone sono state indagate anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga nonostante l'intervento di imbarcazioni della Guardia di Finanza giunte in soccorso dei gommoni. In un'occasione gli scafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi. I migranti che l'organizzazione avrebbe introdotto clandestinamente in Italia sono 73, tra cui 12 minorenni e 6 donne. Stretta sui telefonini per i più piccoli e limitazioni per gli under 12 parte dall'ARS una proposta di legge per mettere un freno all'utilizzo dei cellulari che sta diventando una vera e propria dipendenza. Eva Spampinato. La città americana di New York fa causa ai colossi dei social. L'Assemblea regionale siciliana propone un DDL per vietare l'uso dei cellulari fino ai 3 anni e poi limitazioni fino ai 12. Nelle scuole gli incontri con docenti, psicologi specializzati e polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica si fanno sempre più frequenti. Tablet e cellulari diventano protesi del nostro corpo e per i giovanissimi parte di loro stessi. Una deriva pericolosa che di certo non si risolverà con una proposta di legge che è più una provocazione, un alzare la guardia sui pericoli concreti che l'eccessivo utilizzo dei device può provocare nei bambini, futuri adolescenti, come dice anche chi con i ragazzi parla tutti i giorni. Il problema poi sono tutti gli aspetti negativi che forse non sono ancora ben gestiti da norme, ma non può essere soltanto un divieto all'utilizzo. Forse perché effettivamente noi adulti ne siamo talmente dipendenti che forse ci fa paura parlarne in termini di limiti che dobbiamo porre ai figli perché non li sappiamo rispettare neanche noi. Il rischio reale si chiama dipendenza. Si è evidenziata una correlazione tra l'uso eccessivo delle piattaforme e nuove forme di disagio, come una tendenza ad essere facilmente distraibili, aumento di ansia, depressione, cyberbullismo e altri disturbi mentali. Vi sono, ripeto, dei casi limite, dei soggetti vulnerabili che già hanno la predisposizione ad avere dei problemi di relazione che con l'uso dei social, gaming, penso anche alle chat, le ore impiegate con l'utilizzo del cellulare sicuramente sono fuori norma in alcuni giovani, in alcuni adolescenti, possono portare alterazioni del ritmo sonno-veglia, possono portare disturbi d'ansia. Oggi lo sciopero dei metalmeccanici contro i morti sul lavoro in Sicilia. I dati sono sopra la media nazionale. Laura Curella. Mai più morti sul lavoro. Questo è lo slogan scandito in tutta la Sicilia nei presidi di lavoratori edili e metalmeccanici di CGIL e UIL nella giornata di sciopero nazionale proclamato dopo la tragedia a Firenze in cui hanno perso la vita 5 operai. 1466 morti nel 2023. I morti di Firenze dei giorni scorsi hanno riaperto una piaga che è indispensabile chiudere a tutti i costi. Secondo i dati INAIL, tra gli incidenti mortali aumentano quelli avvenuti nel luogo di lavoro. In media in tutta Italia si parla di 5 morti ogni 100.000 occupati, ma al sud questo numero raggiunge quota 6,3. Ci sono delle responsabilità ben precise che sono legate a diversi fattori. La prima è i carichi di lavoro. Le questioni che riguardano gli appalti sempre al massimo ribasso, che la legge non dovrebbe consentire e che le norme non dovrebbero consentire, perché questi scaricano sempre sui DP
i controlli, le norme che mancano, perché non è possibile che in Sicilia ci siano 4 ispettori che dovrebbero controllare tutta l'attività lavorativa siciliana. A Palermo, Messina e Catania lo stop di 2 ore ha riguardato i cantieri di grosse e medie imprese. A Siracusa gli operai si sono fermati in assemblea nelle prime 2 ore di lavoro, mentre a Ragusa, Trapani e Gela assemblea a fine turno. Le motivazioni dello sciopero sono state inoltre illustrate ai prefetti in tutti i capoluoghi di provincia. In seguito alla nostra inchiesta sul caporalato a Paternò, i carabinieri hanno intensificato i controlli, in particolare sulla tendopoli di Ciappe Bianche che ospita centinaia di braccianti stranieri in condizioni miserevoli. È stato arrestato un caporale rumeno che sfruttava gli extracomunitari impiegati in questi giorni nella raccolta delle arance. L'uomo prendeva infatti il pizzo sulla loro paga, dando solo una minima parte, e li intimidiva con minacce di morte. Dossier sul costo dei rifiuti in Sicilia e ricorso all'antitrust. L'ANCI promette battaglia nell'isola. Ci sono i costi più alti d'Italia per il conferimento dei rifiuti. Marco Gullà. Rifiuti e Sicilia, un binomio quasi sempre stonato, questa volta ad alzare il livello di guardia su un tema sempre attuale per l'isola è l'ANCI che questa mattina all'Ars ha presentato un dossier sul costo dei rifiuti in Sicilia. Sì, perché nonostante in alcuni comuni e città la differenziata sia nettamente migliorata, con una percentuale decisamente apprezzabile, il costo del trasporto dei rifiuti nell'isola è il più alto d'Italia. Un problema atavico. La domanda che sorge spontanea è: perché in Sicilia conferire rifiuti costa così tanto rispetto a tante altre regioni? Più si aumenta la differenziata, la raccolta differenziata, più aumenta la tariffa da far pagare ai cittadini e alle imprese. Questo ci ha portato a dire: entriamoci nel cuore del problema e capiamo perfettamente perché in Sicilia accade questo. E secondo ANCI accade questo perché mancano gli impianti di prossimità. Vanno migliorati, vanno adeguati gli impianti di prossimità, parlo di impianti di compostaggio, di lavorazione dei rifiuti, e vanno implementati gli impianti, vanno aumentati, vanno resi vicino ai territori che devono fare la lavorazione, e poi creare le condizioni per cui le piattaforme di riciclo e di valorizzazione della differenziata. Tra le priorità assolute noi abbiamo la realizzazione di impianti di prossimità, di quelli che consentono da qui a poco tempo di poter abbattere il costo almeno di alcune tipologie di rifiuto, penso all'organico, ma in generale questo può dare un beneficio anche per le altre frazioni. ANCI ha presentato un ricorso all'antitrust per verificare se il costo che praticano gli operatori del settore sia congruo oppure viziato da posizioni dominanti sul mercato. A Palermo un uomo ha tentato di rapinare un bar lanciando un lavandino contro la porta d'ingresso. Il locale in via Dante ha subito danni al vetro. È stato lo stesso titolare dell'esercizio commerciale a rendere nota la vicenda, già denunciata alle autorità, postando le foto sui social. Wax, crack, cocaina e fentanyl, l'oppioide chimico che ha fatto alzare l'allerta del Ministero della Salute. Giussi Lazzara ne parlerà oggi alle 14.30 a Focus 24 con il farmacologo Filippo Caraci, professore dell'Università di Catania, con Clelia Bartoli, docente di sociologia del diritto dell'Università di Palermo, Ernesto De Bernardinis, componente della Società Italiana per le Tossicodipendenze, e Benedetta Spampinato, Arci Catania. Potete già inviare i vostri messaggi al 342 745 5005. La trasmissione, lo ricordiamo, è anche in diretta su streaming lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. A Palermo è polemica dopo il no del Consiglio Comunale alla giornata del Pride. Si spacca sulle richieste il fronte LGBT+. Maglio Viola. Si spacca il fronte LGBT a Palermo dopo 3 giorni di polemiche e mesi di raccolte firme. A segnare la spaccatura è una lettera aperta al Consiglio Comunale inviata dal comitato promotore del Palermo Pride, da Arcigay, dalle famiglie Arcobaleno e dall'associazione Ali d'Aquila. Nella lettera i firmatari si dicono stanchi di essere usati come strumento di confronto politico e rivendicano diritti e rispetto. Nella stessa lettera invitano il Consiglio Comunale a convocarli prima di affrontare una mozione supportata da una raccolta firme e portata dal comitato
esistono i diritti, che chiede al sindaco di registrare all'anagrafe le coppie omogenitoriali. Di fatto, dicono, il Consiglio Comunale si arroga il diritto di scegliere per noi e non con noi, visto che non siamo stati mai convocati e ascoltati. Una spaccatura dunque nel fronte, dopo che lo stesso Consiglio Comunale aveva bocciato una mozione a favore del Palermo Pride di giugno, scatenando una battaglia politica. Per i firmatari della lettera, il fatto che il Comitato Esistono i diritti venga ricevuto oggi dal Presidente del Consiglio Comunale suona come un tentativo di portare l'attenzione su altro. Non è troppo tardi, chiediamo infatti al Consiglio Comunale, scrivono, di incontrarci e discutere con noi prima di decidere quali siano gli strumenti che più tutelano i nostri diritti e non dopo. In sostanza è questa la richiesta avanzata. Oggi è la giornata nazionale del Braille, il sistema di lettura dedicato a non vedenti e ipovedenti. Simona Mazzone. Disabilità fa rima con opportunità, così l'iniziativa Guardiamo Oltre, che ricade proprio nella giornata nazionale del Braille, apre le porte agli studenti in un Open Day a Catania per far conoscere le attività dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e gli sbocchi lavorativi che offre. Noi siamo aperti a tutti i cittadini, a tutte le possibilità per collaborare all'interno del nostro territorio. Un partecipato dibattito insieme al prefetto Librizzi, a rappresentanti del comune di Catania e alla polizia stradale di fronte ad un attento pubblico di studenti delle scuole medie e superiori. Mi è piaciuto davvero tanto e secondo me sia un'ottima fonte qui per Catania, sia di aiuto che di assistenza che di anche lavoro eventualmente. Penso sia fondamentale aprire questo luogo a persone soprattutto anche della nostra età per poter essere sensibilizzate a temi così importanti al giorno d'oggi. Ma soprattutto l'occasione per sollevare le difficoltà che giornalmente affrontano sulle nostre strade ipovedenti e non vedenti. Macchine parcheggiate sulle strisce pedonali, rampe per disabili occupate, marciapiedi divelti e semafori pedonali senza segnalatori acustici. A Catania sono quasi inesistenti, come qui, proprio davanti la sede dell'istituto dove il dispositivo è stato ripristinato soltanto 2 giorni fa. Catania è una città a misura di ipovedenti e non vedenti. La situazione parcheggi, la viabilità in genere compromette anche la viabilità del viandante, del pedone. Soprattutto invitare tutti gli automobilisti catanesi ad essere più rispettosi delle norme del codice della strada. I ragazzi hanno anche partecipato ad una simulazione di attraversamento pedonale bendati e con l'ausilio di un bastone per ciechi per comprendere da vicino le difficoltà cui un ipovedente è sottoposto giornalmente sul territorio. Pubblicità e poi torniamo per parlare dei prossimi impegni del Catania. Ed eccoci al calcio, il Catania ha cominciato la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Taranto, senza tifosi al seguito. Marco Carli. Più di 16.000 biglietti già venduti per la partita di Coppa Italia con il Rimini. Mancano 7 giorni, ma è già chiaro che sarà pienone, mentre il grande amore dei tifosi per i rossazzurri continua a regalare numeri d'altra serie. I supporter del Catania invece non ci saranno allo Iacovone, trasferta vietata dal prefetto tarantino per darci nota rivalità fra le due tifoserie di Catania e Taranto, appunto. Dunque, tifosi atenei già proiettati con il pensiero alla partita casalinga con Rimini, ma Taranto resta nell'immaginario collettivo dei rossazzurri e non è mai partita banale. La finale playoff del 2002, il gol di Fini in casa, lo 0-0 in Puglia, la Serie B ritrovata, una pagina di storia che non si dimentica. Insomma, Taranto-Catania è questo, rivalità, precedenti importanti e poi il presente. 2 allenatori come Ziolino Capuano, che deve fare a meno del bomber Canutè, e Cristiano Lucarelli, che confida di avere a disposizione anche i febbricitanti reduci dal ritiro per la partita dello Iacovone, ma anche per fare i calcoli necessari in vista del Rimini. La squadra ha ripreso ad allenarsi, si valutano le condizioni di Celli e di Carmine. Il primo ha saltato il match con la Juve Stabile, il secondo ha giocato solo uno scampolo di gara, con parte della squadra che fa ancora i conti con i postumi dell'epidemia scoppiata in ritiro. Presto per ipotizzare come si schiererà il Catania-Taranto, non per immaginare quanto sia importante una settimana come questa, in vista di 2 partite che valgono l'eventuale svolta in campionato e, nel caso del Rimini, dell'intera stagione. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso il nostro focus dedicato alle nuove droghe. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.